Oh, bella nonna, zio tu è vero amore, spacca e montagne, non te la carica. Oi, ha parlato pure da un'annunziata, quando parlo di questa così. Io sto dentro all'inferno! Dentro all'inferno! Ma chi l'ha visto dall'inferno a che si sia ancora qui? Ma si scema, stai facendo fare una vasca capito Buongiorno, Filomena! Sei scenato ma tanto che l'ha già stanca, che a notte che fa un suono. Ma no, se ci capito buono, voi lo volete stancare in modo fisico. È stato troppo! Perché tutti e due mi dite un'età, basta di caspire viene ma trovate molto Sì, marito buono, si trova già in paradiso, ma guarda che te ne porta. Dice che hai portato in niente, o patatello ce l'ammetta, ma che stai noi a stemma? E che a stemma in non vogliono allargare. Comunque Filomena, c'è lo padrone tuo che non vuole ne amma roba tornare. Donna Grammi, che lei non poverito? Scusa, perché avete pigliato per un ballerano? Vabbè, ma tu over fa? Sì, ora lo faccio, non gira a capo, volete accattare un po' che fa, ma non ce la faccio. Aspetti dei soldi. Non mi preoccupate, datemi i soldi a me, lasciala qui, anzi ci mandano a te. Poi ma che fai un po' che fate tu? Ma sono scusato un puzzellino che è fatto. E tutte le mattine ho ascoltato su Burzolini dei soldi no. Io non mi ascolto mai, perché i soldi li porto con me. E voi dovete visto bancariere. Aspetta, non chiaro, Un bietta a me non si mantiene. Voi state buoni in salute. ah, e mi mettete dalla parte, mi mettete in Andacca! non carosella, non volete fare un po' che pasci? Quando va a cui San Giuseppe va a passare no, come si dice? Femmine senza pietta, stime senza piatta, questi capo a me, sono meglio una casciaforte. E allora finita sta casciaforte e prestatemi una cusarella e soldi. Io l'ho prometto uno. E se ho fatto come sta bene un po' pare, sta casciaforte in tutto la rapa, piccio, pigliato pizzi e metto lì. Andacca! Sandini! Come fatto? Ma già cattato un coniglio, lo faccio alla cacciatore. Non posso, non mi avete ragione! Mi ha portato io ci ho portato una bolla lasagna, tutta una terra, una palla lasagnata e tu mi dai un pezzo con gli ammè. Però, io una volta che saremo me la può che casa, sta un po' muore. No, non devo morire, perché si parla da bambini. Certo, oggi mangiamo assieme. Donna Filomena, e voi cosa avete cucinato per mio fratello? Io ancora niente, forse andiamo a fare la spesa ma non lo so ancora. E allora se voi mi date qualcosa del vostro, io vi do un pezzo di coniglio pure a voi. Mamma mia! Non ho niente da fare, non lo trovo e sto impazzendo! Oh, buongiorno donna Ortensia! Buongiorno, Gaspare, come andiamo? Bene, bene! Oh, buongiorno donna Grammiglia! Ma per caso, nei vostri appartamenti avete visto la gatta mia? No, a fortuna, se non mi metteva paura. I vostri gatti devono stare un poco al loro posto, si infilano dappertutto, nei vasi, nei cesti della monnezza. Dei cacavelle, pensi con Vedi che cazzavello! Il tuo furno! Ma non ci
su. Cacciatore di topi, di zoccolo, di affatino, Ma se voi, ma perché non facete una causa? A mezzogiorno, andiamo a mangiare con me mia sorella. Io non avessi mai promesso di vomitare sistemi sopra. Ho mangiato una bella lasagna che ci fa lì e un pezzo che non gli ha fatto sogno. Ah, trovata la caccia! Ma che viene da fare? Io ho passato questo qua e loro ridono. Oh, che se non gli ha pensato. Venite a mangiare con noi, che a mezzogiorno vi facciamo ricreare. Mangiando il mio coniglio, ho scurtato cazzo. Accetta! Venite con noi, non ve ne pentirete, andiamo. Ma avessi tu, chi vuoi sapere Renato? E tu come che lo parli? No, tu, puff, ci spuzzichione, capito? Già capito. Siamo che se tutto va bene, a te non da bricassai! Ah, ma io a cavallo tuoi non la faccio! Ma come sei fissato? Ma Io ho qualcosa da vaccinare, ma dammi! Ma che spesa la persona! Scende il 5 grammi Anche tutto là! Sta posto per l'uomo, devi fare il caffettino all'opera se ho zucchini, ho cose anche zucchini. Vabbè! Non fai male! Non lo fai tu che non pensa che mi disse di fare, vai scomparire tutto! Vai! Scomparire! Guarda, un capo, tutte cose. Fa caretto no! Da caretto no! Una mano. Fa presto! Vedi, sta buttando la faccia! Guarda, ho accorto che fu basta. Van presto! Guarda, ho accorto che ho passato. Ecco qua, Luisa. Questa mia. Allora, come figlio? Proprio era, tengo fiducia che batte! Ma voi siete no. No! Andrò! Poverino di capo fuoco, sta qua, studiata la prima mattina. Aiutami, ho visto dalla finestra andare mio vivo, volevi venire a parlare con mio padre. Signori, io vado a sta qua, da presentare noi. Ma che no! Nareta che sta successo! Oh, ma te la samba! Siamo a Camposanto! Ma lo forniscono! Tu fornisci la mia! Facciamo, certo che stanno, non sa parlare, non ci fa parlare. Ma la penna! Grazie Filomena, stammi vicina, forse ho capito le intenzioni di mio padre. Lasciami in pace! È venuto che l'ortenzia gigante di mia sorella! E che ci fai? Che te lo dico, questo è... Questo mangia, Però come basta e barcone tutte cose. siamo a posto, te lo dico, allora una volta la gente lanza 12 e ha ragionato con voi diceste testuali parole che sposavate mia figlia e va bene, ma ve la sposavate anche senza dote. Bravo, un applauso. Questo so giuro da carpa. Ecco che me lo scuso tu lasci di carnevale e cuore. Ci sia sulla faccia della tua. Ma sempre uscirle, se no non ti uscire. Un gruppo avanti e Quello questa buona mia figlia, questa qua è la mia serva, canterania. io non so. Ho fatto una di qua, ti voglio mangiare una guardia di
giocare al patrono! Ma stai, come fai là? Non c'è deciso da me. Ma ci devo un bagnino. Piano piano. Madonna mia, questo è un monumento. Mi fa chiamare un pezzo di monatura. Rasa di sanghetta. Ah, posso chiamare? Prego. Lei che si scende un cazzo. Sur Dolores! Sur Dolores! La mia casa! I miei averi! Torno qua e pellicola! E adoro di viola! Allora! Madonna mia, sempre male, aiutate, ma tu non ti lo sapere, cazzo! Prima o poi parlo la casa mia! Mamma mia! Ma forza, sono Dolores, ma che viaggio che ti fa? Non schifo viaggio, qua non sta la palla per me, che disse che ti manavo un buon stura, tu! Spirito marino, fai tornare Suor Dolores! Forza, Suor Dolores! Che viaggio avete fatto? Ho fatto un viaggio nel futuro e ho visto che in questa casa ci sarà miseria perché ruberanno un tesoro. Madonna mia, aiutate questa donna come morta a me! Dovete ospitare questa monacella in casa vostra per 3 giorni e lei vi sistemerà. Mamma, mi va tre adatti. Basta, non è un rumore, mi cavolo! Ingasta! La casa è così grossa e piglia che ha comunque una parte, ma deve rimanere qua! Mamma mia, deve rimanere qua dentro, troppo paura, certo! La nonna per essere qua, lo ospitiamo. Voi non vi preoccupate perché noi andremo via. Certo! Sì, perché non è buono, potete ospitare solo lei, a mangiare! A mangiare! No, mi dispiace che in questa casa non si mangia. Non si mangia! Andiamo di che Essa non mangia. Ah, non mangia? No, fa un digiuno per 3 giorni per penitenza. Non si va. Bravo, questo digiuno 3 giorni lo farete anche voi per penitenza a Bravo, e poi pure se vuole mangiare, tiene una scena bassa, allunga la mano, a mettere qualcosa in mano, no? Un po' che no, e mangiamo pure. Mamma buona, mangiamo sempre una scena per staccare. Ah, cielo mio, ti ringrazio che ti è voluto aiutare per queste specie. Ci sarà un pericolo! Filomena, me ne scappo, non trattenermi! Ma che avrai a te? A tu che fai? E te la mano, chi è questa? No, e a se va tenendo, non la fa scappare. Ma non basta. Non può spendere la casa come sul potere roba pure. E stasera va a portare un bimbo. Ma non mi deve pagare, perché chi è questa? Ma che metti questo? Non sai che minaccia fa? Ma che finita! Ma se mi sbattere fatica, non ci va male, però è pronta. In fondo? Potevo riprendere. Madonna mia che si muove a questo mondo, che simba! Scendere, cammi al file, ma che sto si no, siamo stupidi, e rimedio morire. Simba tutti stupiti! No, tu sei stupido,
finaliamo così. Cosa pensavo? Madonna mia, voi non sapete che sta succedendo. Tutto quanto vanno a cascare. A proposito, anche se prendi la costa. Padre, tranquillo. Addio. No, padre, non intendo niente, però non state sicuro. Poi 5 minuti fai un morto, vai. Non me sarà cascetta. Padre, non mi è meglio essere viva e non dobbiamo scegliere essere morto e non dobbiamo stare a scegliere. No. Madre, Ha ragione, figlio. Come vi dicevo, io sono attratto da voi. Così voi, questo momento. Perché ho paura che non mi vedrò più, che improvvisamente partite e tornate ancora annunziata. E tu non scendi mai, visto che non c'è parola. Come fratello posso morale sopra un iniziato. Madame, da noi. Dottor Terza, non mi piacete, perché mi sembrate una missione. E se non la cominciamo, via! Però mi ha commosso. Volevo bene a me. Io trattavo sempre una chiave. si sta facendo uno stupore tutto. Lei sa che la casa vincete di nuovo. Mamma mia, è che impressione! Volesse sapere chi sa pigliata cascetta. Asca, mo casi muoio, e stiamo in verità, vieni non so, e fammi tra cascetta, e dammi pure 3 numeri, te prego. E prego, io non può fare che sono vicino, ma io d'accordo. Però io sono quello che più da rassumire. Dicono che io ti simpatico, e come fa questa gente? E mo Pasqua, aiuto per un momento, rammo un numero, un consiglio. Agatti Don Casimiro, l'ha pigliati, ma non lo l'ha mangiato come tutti quanti pensano. No, per niente, l'ho sequestrato. Perché devi sapere che Don Casimiro quando non trovo più la casa, a carte e meglio amici, e porto un po' barbucciere, per farci a casa. E allora io ci uso la carta di sostanza. A essi che fa, e a te ho visto. Poi sto facendo pure una pastiglia lì. Veramente, non fatti tu, una giusta, e come fa, quasi muoio, e sei tutto cose. Pure va a fare a 3 a pastiglie, ma sta facendo la pazza, tutti ci ha fatto uscire. Pasqua, mandami un segno! Ma io questa notte voglio vegliare perché ha già cercato qua che la famosa cascetta. Ah, quindi, se, niente, sa che chiedeva campanile, più per più sa molto grande, ma lo dico, solo una cosa ti rimane da fare. Cercare di scavare nelle altre stanze, perciò indossa la tua maschera e preparati alla tua migliore interpretazione. La mia è Torrico. Io lo facevo scemo con un chiavo, non è incrociato, tiene sempre ragione. No! È permesso? Possiamo dare l'ultimo saluto al caro Don Pasquale. Possiamo fare una veglia di preghiera. Possiamo dire che lei è già curatore dell'anima santa. Ma non so come fai, riesci a parlarmi la cosa. Sì, accomodate, già che mi trovate, dateci il cambio. Un certo vostro vicino finirà e che gli terzi cosa buone, vorrei. Ma l'ultima cosa. E noi dobbiamo cercare la cascetta. Mi raccomando, che va da tutta parte.
la cascetta, ecco qua, la cascetta non si può sapere. E lì, al riguardo di buona, mi sa cascetta, perché la cascetta è da ci. Perché fare con gli spiriti? Abbiamo questo problema di Io
momento dove ti parli con te. Ma tu parli italiano, ma stai bene? Angelica, ascoltami. E spero tanto che mi ascolti anche tuo padre. Mi stai facendo preoccupare, che cosa succede? Angelica, ecco, io non sono quello che ti ho fatto sempre credere. Io non sono figlio della famiglia Bendè. Io sono figlio del barone e della baronessa degli Arcimboldi. La mia famiglia non voleva che prendessimo una sposa, perché conoscevano la storia di tuo padre e della sua proverbiale virtù. Dicevano che ti sposavi con me solo per interesse, ma invece ho visto che eri pronto a fare tutto per me. Io mi sento tutta confusa, mi hai fatto sulla mancia. Sì, e sono pronto pure a mettere nelle tue mani. Ed è come se le mettessi nelle mani di tuo padre la famosa cassetta. Allora tiro tu la cassetta, papà. Zanzara? Sì, quella di grazie. Ecco Don Pasquale, a voi poco servono queste ricchezze, ma io non me ne faccio nulla. Stai dando una gioia immensa. Sono troppo, sono felicissimo e sono più ricco di prima. Abbraccio, figlia mia. Non ci sportro! Mica ti sei cacciato. Dove sono? Non lo faccio Sta gente attorno a me che si